Un saluto, un benvenuto a tutti, in particolare al coro Domino Berzot di San Lorenzo Esontino e alla cappella della Chiesa Metropolitana di Gorizia, ai musicisti e al compositore Gabriele Sacco. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, così proclama il Salmo 18. Tutte le creature proclamano, annunciano, dicono la gloria del loro creatore, ma solo l'uomo intende la loro voce, solo l'uomo può cogliere il significato, addirittura commentarlo, elaborarlo, dilatarlo, scoprendone tutta la profondità e bellezza. Dio è l'artista e così anche l'uomo, perché così come il suo creatore può produrre creazioni eloquenti che annunciano la verità in modo splendido e luminoso. La cultura contemporanea però sembra spesso distogliere la nostra attenzione dal sacro, sembra sempre tesa a profanizzare, banalizzare, squalificare le espressioni sacre per renderle troppo quotidiane, e ciò, dobbiamo dirlo, è avvenuto anche nella liturgia, in particolare nella liturgia eucaristica. Stasera ringraziamo i protagonisti di questo progetto, di questa serata artistica, musicale e religiosa, perché ci condurranno con il canto e con la parola, tese a illuminare l'incontro di Dio con l'umano, a gustare e conservare nel cuore la bellezza di Dio creatore e del suo manifestarsi a noi. Grazie a tutti. La messe eucaristiche di Gabriele Sacco. Messa cantata in forma in lingua friulana, composta dal maestro Gabriele Saro ed intercalata da brani sacri inerenti al rituale della messa. Attraverso un percorso storico, filologico e esegetico sviluppato da Sandro Corazza, partendo dall'esperienza delle prime comunità cristiane, rivivremo gesti, azioni, tradizioni che fanno parte del rito della messa, cercando di ripensarli, vivificarli e rinvigorirli. Nel presentare la messa cantata in lingua friulana, composta appunto dal maestro Gabriele Saro, cercheremo di riscoprire e rileggere i simboli, le liturgie, i significati della Factio Panis, come era chiamata fin dai primi tempi, lo spezzare il pane sull'esempio di Gesù. La Chiesa di Caprina e le chiese dei nostri paesi sono importanti, non tanto per gli aspetti architettonici, pur apprezzabili in alcuni casi, ma perché le hanno volute con sacrificio le povere comunità rurali che ci hanno preceduto, togliendosi da quel poco che avevano per donarlo alla Chiesa. Sono testimonianza dell'annuncio che Cristo è risorto, della fede, della presenza di una comunità cristiana, della comunione. Comunione è un termine che indica l'intesa, la condivisione, il rapporto, l'armonia che si creano tra due o più persone, ma anche l'appartenenza ad un gruppo di donne e uomini di cui si condividono la fede, i valori, le idealità e gli intenti. Nei primi tempi della Chiesa i vescovi redigevano ad esempio la lettera di comunione. Per i cristiani che si spostavano in altre città, un documento in cui si confermava l'appartenenza alla comunità cristiana. Questa sera, con i canti della liturgia della messa, eseguiti per l'occasione nella nostra lingua materna, vogliamo riscoprire storie, simboli, significati e gesti della liturgia eucaristica. Il più antico racconto della liturgia cristiana, la stessa che noi oggi nella sua essenza ricordiamo, ci è stato tramandato da San Giustino
vissuto nel secondo secolo. Giustino ci ha lasciato scritto: nel giorno che chiamano, cioè loro, i pagani, i non cristiani, giorno del sole, da parte di tutti quelli che abitano sia nella città sia nelle campagne, si fa un raduno nello stesso luogo. È il giorno che noi cristiani abbiamo chiamato domenica, da Dies Dominicus, giorno del Signore. A contribuire all'autenticità di questa testimonianza e di questa tradizione troviamo anche uno scritto di un non cristiano, Plinio il Giovane, che, relazionando all'imperatore Traiano, afferma: i cristiani erano soliti radunarsi in un giorno prestabilito, prima dell'alba, e inneggiare alternativamente a Cristo. Il giorno prestabilito è la consuetudine dei cristiani di ritrovarsi ogni settimana nel giorno del sole, la domenica, a celebrare lo spezzare il pane, la nostra messa. Il primo gesto rituale della celebrazione, allora, è il radunarsi insieme, il trovarsi assieme. La celebrazione si apre con la processione, anche quella breve dalla sacrestia alla mensa, che è un camminare insieme come popolo che dalla chiesa, luogo fisico, esce per le strade del mondo ad annunciare e a testimoniare. La processione è accompagnata dal canto d'ingresso. Cantare insieme favorisce tra i presenti il senso dell'unione. Il primo gesto rituale è il segno della croce. Già Tertulliano, e siamo nel 200 d.C., esortava: per tutte le nostre azioni quotidiane facciamoci il segno della croce. Inizialmente ci si segnava la fronte con una T, la lettera greca Tau. In greco il Tau, come Tertulliano sosteneva, ricordava la croce. Canto d'ingresso. Laudate nomen Domine, di Tie, corale di San Lorenzo, Don Lino Berzotti. Amen.
Signor Vedulti no. Gruppo polifonico caprivese. Kyrie eleison. Questa invocazione della liturgia cristiana, ripresa dal greco ellenistico, è tradotta con Signore pietà. All'inizio era usata nella chiesa di Gerusalemme e successivamente nel rito romano. Il significato originario pare fosse: Signore, mostraci la tua benevolenza, che si avvicina al testo friulano che ascolterete. Quel Signor Vedulti no, la nostra lingua lo fa diventare un'invocazione carica di partecipazione emotiva, di forte capacità di coinvolgimento dei fedeli, di sguardo rivolto fiducioso al Signore. Gloria a Dio, gruppo polifonico caprivese. Inno di lode, gloria in excelsis Deo, cantavano le moltitudini celesti. Il gloria a Dio tal più alta e ci, che verrà proposto alla sobrietà che ci raccomandano i vescovi, valido musicalmente e strumentalmente, adatto affinché l'assemblea e il coro possano partecipare. Gloria in excelsis Deo, cantavano le moltitudini celesti. È un antico inno della lingua della liturgia cristiana, tratto dal Vangelo di Luca, quando l'Evangelista racconta dei pastori che pernottavano all'aperto per custodire le pecore e gli agnelli da animali feroci e da ladri di bestiame. Era la stagione primaverile, quando c'era l'erba nuova e la temperatura notturna era tiepida, e sia i pastori sia le pecore potevano stare all'aperto. Ed ecco apparire un angelo, un messaggero che annuncia la nascita del Salvatore, e a lui si uniscono le moltitudini celesti lodando Dio acclamando: gloria a Dio negli altissimi e pace in terra agli uomini della benevolenza, uomini che per la nascita di Gesù sono oggetto della benevolenza divina. Yeah.
Liturgia della parola è una delle parti centrali della Messa. Torniamo alle prime comunità cristiane. San Giustino ci tramanda che la domenica, durante l'Eucaristia, si leggono le memorie degli Apostoli e gli scritti dei profeti, finché il tempo lo consente. Poi, una volta che il lettore ha terminato, colui che presiede con un discorso esorta all'imitazione di quelle belle cose. Poi ci alziamo tutti insieme ed eleviamo suppliche, tradizione che è giunta fino a noi. Alleluia, gruppo polifonico caprivese. È una formula liturgica ebraica che si ripete in segno di gioia, un'acclamazione con la quale l'Assemblea accoglie e saluta il Signore che ci parla attraverso il Vangelo. Canto all'offertorio, Ave Maria di Arcadelt, Corale di San Lorenzo, Don Nino Bearzot. Sant, gruppo polifonico caprivese. Il Sanctus
è un inno di origine biblica cantato dal sacerdote e dai fedeli. È stato inserito nella liturgia verso il 300 d.C., a ricordo della trionfale entrata di Gesù in Gerusalemme. La seconda parte, il Benedictus, è tratta dal Vangelo di Matteo. Le folle che lo precedevano a quelle che lo seguivano gridavano dicendo: Osanna al figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei cieli altissimi, che è l'invocazione tratta dal Salmo 118. Liturgia eucaristica. Eucaristia è anch'essa l'antica parola greca che vuol dire rendere grazie, ringraziare. Nei primi tempi del cristianesimo ringraziare, rendere grazie, ringraziamento presero il significato preciso di celebrazione eucaristica. Il convito pasquale. Anche il segno dell'Eucaristia viene da lontano. Il rito del banchetto nel cerchio della famiglia è l'aspetto tipico della Pasqua ebraica. Esso fa rivivere la notte in cui il popolo di Israele abbandona l'Egitto per diventare un popolo libero. È la Pesach ebraica, il passaggio della schiavitù alla terra promessa. Il libro dell'Esodo ricorda il comando di Dio circa la cena pasquale. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore. La famiglia ebraica che celebrava il rito annuale della Pasqua si sentiva unita all'antico popolo dell'Esodo. Nel mondo ebraico la cena, il convito, il banchetto, l'agape sono i simboli della comunione tra Dio e gli uomini. La cena pasquale di Gesù con i discepoli è il preludio alla passione. Gesù ha scelto proprio questo rito per farne il segno della nuova Pasqua e perpetuare la memoria del suo passaggio dalla morte alla risurrezione. Il gesto dello spezzare il pane diventa il gesto originario dell'Eucaristia, tant'è che negli Atti degli Apostoli leggiamo: erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, la fractio panis, e nelle preghiere. Quando il cristiano assume l'ostia consacrata, non compie un solo gesto devozionale, fine a se stesso, a sua personale consolazione. In quel momento il cristiano compie un gesto unico e forte, fa il vero annuncio e dà una testimonianza, proclama la morte di Gesù finché egli venga. Pari Nestri, a cori uniti. Il Padre nostro è sempre stato considerato uno dei tesori più preziosi del cristianesimo.
Tra i due testi che ci sono giunti pare più attendibile il contesto storico in cui l'ha inserito Luca. Alla tenera invocazione del Padre, Abba, seguono 3 implorazioni perché Dio attui l'avvento glorioso e definitivo del suo regno, manifestando così la sua bontà e la sua gloria. Le 4 domande seguenti si riferiscono alle nostre necessità. Dacci il pane, che nella versione in friulano diventa una locuzione diversa ma più coerente. Danus il pan che nus covente. Dacci ciò di cui abbiamo bisogno. Solo il necessario, implorazione che richiama la sobrietà, il senso della misura. Rimetti i nostri debiti, pari nussiu in estris debis. Anche qui la lingua friulana esprime al meglio il nostro senso di impotenza, di difficoltà, di abbandono nelle mani del Signore. Non abbandonarci alla tentazione, e ancora una volta il testo friulano diventa emotivamente più efficace, e non stamo lanus de tentazione. Diventa quasi un grido di chi è consapevole di non farcela da solo, e di non essere abbandonati proprio nel momento in cui abbiamo bisogno di un sostegno. Ma liberaci dal male, ma liberinus dal mal, chiediamo di toglierci di dosso questo peso che è la nostra fragilità, i nostri limiti e la nostra debolezza. Notiamo che tutta la seconda parte dell'invocazione al Padre è al plurale, perché il cristiano è testimone di una comunione, di una Chiesa. Cammina nel mondo con gli altri, i semplici, i poveri, gli umili, i puri, i pacificatori, gli assettati di giustizia. Agnel di Dio, gruppo polifonico caprivese. La prima volta l'espressione Agnello di Dio la pronuncia il Battista. L'immagine dell'agnello comporta un riferimento all'agnello pasquale, diventando un simbolo cristologico. Il ruolo dell'agnello come vittima sacrificale per la redenzione dei peccati è utilizzata già dagli ebrei.
Numerose sono le formule e i passi del Vecchio Testamento che si servono dell'agnello per prefigurare la figura del Messia atteso. Agnel di Dio, che tu chiappi sui pecchias del mont, vedul di no. Nella nostra lingua friulana viene rispettato il vero senso del testo, sia greco sia latino, che recita Agnus Dei qui tollis, l'agnello che prende su di sé il peso dei peccati del mondo, mostrandoci ancora una volta la sua benevolenza di Padre. Canto di comunione, Fradis miei di Perosa, Corale di San Lorenzo, Don Nino Garzotto.
Ite missa est. Ite missa est, tradotta con la messa è finita, andate in pace, ma che significa andate in missione. Le parole conclusive della celebrazione diventano un invito ad andare per le strade del mondo a testimoniare, a predicare seguendo l'insegnamento di Papa Francesco che ci invita ad essere Chiesa in uscita, che sa accogliere, sa avvicinare, sa farsi prossima, esperta di umanità. Canto finale, da fonda e me anime, il Magnifica par Furlan, Coral di San Lorenzo, Donnino Bearzot. Noi ringraziamo ad iniziare tutti voi presenti che siete stati qui con noi questa sera ad ascoltare questa messa che per noi è nuova, l'abbiamo eseguita la prima volta qui per voi, mentre il coro di San Lorenzo ha avuto il piacere di esibirsi già in diverse occasioni, per cui per noi siamo tutti uniti in questa unica musica dove il compositore, il
maestro, possiamo chiamarli così, Gabriele Saro, è qui con noi e io chiederei un applauso a lui per averci regalato questa messa. Ovviamente sono doverosi ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa occasione, ad iniziare anche dai parroci, Don Maurizio e Don Ugo, che sono qui presenti con noi, che ci hanno ospitato e ci hanno dato la possibilità di poterci esibire nella loro chiesa. Grazie inoltre alle persone che potete vedere intorno a noi che ci sostengono attraverso video e fotografie, per cui Odino Franco, Adriano Fecchio, il suo aiutante, che attraverso la scuola dell'UTE, della terza età, giusto dico bene? Dell'Uni3 di Cormons, dove Odino anche insegna scuola di fotografia, eccetera. Noi avremo anche dei video grazie a lui, per cui grazie molte per essere qui presente ed aiutarci. Ma io chiederei a Lucia e Marco se per cortesia possono nel frattempo prendere i nostri presenti che abbiamo lasciato per queste persone e io proseguo con il ringraziare, dopo loro, ma doveroso ringraziamento alle nostre due direttrici maestre, Lorella Grion e Raffaella Visita. Ed un grazie ovviamente di cuore ai musicisti che hanno accompagnato questa messa, per cui Fulvio Madotto, Giorgio Marcossi e Lorenzo Medea. Chiamerei in rappresentanza del coro di San Lorenzo anche la Presidente, Raffaella Orza. Buonasera a tutti. Approfittavo del microfono per salutare tutti i presenti, per ringraziare dell'invito. Ci ha fatto molto piacere venire. Come diceva Tiziano, abbiamo avuto la possibilità di cantare questa messa in occasione del patrono di San Lorenzo e quindi noi siamo stati molto contenti adesso di riproporre con voi i parimestri e cantarlo insieme. Quindi grazie di tutto. Buonasera. Grazie a voi. E io chiederei anche un applauso però per il nostro Sandro Corazza che ci ha esposto così bene sul libretto la liturgia. Abbiamo con noi e con piacere è sempre presente con noi il sindaco Daniele Sargon, che inviterei a portare il suo saluto. Emozionante. E direi che il saluto di un sindaco oggi debba iniziare e concludersi con la parola emozionante. E quindi emozionante ma anche complimenti, perché insomma complimenti a chi ha scritto,
al maestro Saro, a chi ha sviluppato, pensato e poi presentato, preparato e donato questa messa cantata con questo percorso storico che avete presentato. Quindi complimenti per la tiratura, insomma, anche dell'idea e della presentazione, perché è evidente che, insomma, un pubblico cerca, soprattutto sempre di più, delle emozioni e delle storie e delle parti, insomma, che riescano ad accompagnare in uno spettacolo, seppur oggi stiamo parlando di una Santa Messa. Quindi complimenti per questa esibizione qui nella nostra chiesa parrocchiale, perché insomma è stata una serata. Forse, Don Ugo, permettimi, forse farò peccato, è la prima volta che avrei voluto che la messa fosse più lunga. Perdonami se... E poi complimenti perché avete citato e parlato più volte dell'emotività nel sentirla cantata in friulano. È evidente che oltre all'emozione e l'emotività personale è un motivo anche linguistico. Sappiamo che il friulano non è figlia, è una lingua riconosciuta a tutti gli effetti, e i motivi per cui è riconosciuta è perché non è figlia della lingua madre italiana, ma è figlia direttamente della lingua latina, e quindi i vocabili, molti vocaboli, il richiamo direttamente anche della lingua madre latina si trasforma poi nella zona sacra e nei testi sacri in un senso diretto ed emotivo, appunto, molto più forte. Ed è soprattutto un modo anche molto giusto, bello, di portarlo avanti, soprattutto nelle liturgie e soprattutto anche nelle sante liturgie, quindi la nostra lingua madre è importantissimo che la continuiamo a portare avanti. Direi è cosa buona e giusta, ecco, visto dove ci troviamo. Quindi io vorrei sinceramente farvi ancora i complimenti, ringrazio anch'io Don Maurizio e Don Ugo, insomma, è stato molto bello anche vedere i due cori distanti pochi centinaia di metri in linea d'aria, oggi vederli, insomma, qui nella nostra chiesa, quindi grazie. Grazie al nostro sindaco. No, volevo ringraziare anch'io i maestri, quindi Lorella Grion, Raffaella Visentin, Giorgio Marcossi, Lorenzo Medeot e Fulvio Modotto, grazie. Lorella, oggi ti hanno fatto fare gli straordinari, ho visto che quindi una citazione a Lorella Grion per il doppio lavoro. Abbiamo il piacere di chiamare qui Gabriele Saro perché abbiamo un presente anche per te. Grazie. Da parte nostra un pensiero che riguarda le nostre pubblicazioni e i nostri momenti di vita e di attività. Grazie maestro. Grazie anche a Odino e a Adriano, abbiamo anche per voi, magari lo prendete dopo il pensierino, ok? Grazie mille. Maestra Lorella, cosa dici? Ci lasciamo con una preghiera da parte di tutti e due i cori.